Venezia si prepara all'abbraccio con Papa Francesco in piazza San Marco, dove verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Santo Padre alle ore 11 di domenica, momento culminante del passaggio in laguna del successore di Pietro. Fervono i preparativi. Il piano di sicurezza messo a punto sarà sobrio e discreto, visivamente poco impattante, ma con uno sforzo e un impegno massimi. Ci saranno 5 varchi per accedere alla piazza, tutti dotati di metal detector, e da lunedì sono iniziati i lavori per l'allestimento del grande palco, dove verrà posizionato l'altare sotto al Museo Correr, e delle strutture, compreso il ponte di barche che dalla Salute arriverà a San Marco per il passaggio del Papa. Forse già stasera o comunque nelle prossime ore arriverà a Venezia dalla Santa Sede il mezzo elettrico, una sorta di Papa mobile, dove Francesco salirà per attraversare il ponte accompagnato dai giovani e per arrivare in piazza San Marco. In caso di pioggia non sarà possibile per i fedeli entrare in piazza con ombrelli, rigorosamente vietati per ragioni di sicurezza, come già avviene peraltro in occasione della cerimonia delle lauree di Ca' Foscari a San Marco. Nel caso in cui invece fosse prevista una quota di marea anche minima, ma sufficiente a bagnare la piazza, punto più basso della città, sarà attivato il Mose. E poi l'annuncio di una piccola sorpresa: il passaggio del Papa sarà salutato dall'Alzaremi, omaggio veneziano delle limiere e del mondo della voga alla Veneta. In occasione della visita di Papa Francesco a Venezia, garantendo il rispetto del dispositivo di sicurezza imposto, il mondo del remo, le remiere e gli appassionati potranno salutare il Santo Padre nel modo veneziano più tradizionale, con un alzaremi. Per motivi di sicurezza non sarà possibile accompagnare il Papa durante la breve navigazione, ma attenderlo nello specchio d'acqua antistante i magazzini del sale in Canale della Giudecca. Un riconoscimento che Venezia ha riservato in passato anche agli altri pontefici in visita alla città, un onore che concede ai suoi ospiti più illustri. E al suo passaggio dare il benvenuto appunto con un alzaremi collettivo. Pertanto, a quanti a bordo delle tipiche barche a remi veneziane vorranno partecipare al saluto, informiamo che il raduno è previsto alle ore 9 di domenica 28 aprile per poi attendere il passaggio di Papa Francesco attorno alle 9:30.